Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Donna malata di cancro muore all'ospedale di Partinico. Dopo la denuncia del marito, l'ASP di Palermo apre un'indagine per accertare eventuali responsabilità mediche sul decesso. La festa di Ferragosto si trasforma in un incubo per una turista francese di 19 anni in vacanza a Balestrate, nel Palermitano. La giovane si apparta con un 27enne, poi scappa e denuncia: sono stata abusata in spiaggia. In corso le indagini sulle molestie sessuali. Offro questi miei giorni di forzato riposo per la Chiesa di Catania e per la pace nel mondo. A quasi una settimana dall'intervento cardiaco, l'arcivescovo Renna torna a parlare ai fedeli. Il messaggio alla vigilia della festa estiva di Sant'Agata. Domani i festeggiamenti con l'apertura del Sacello, la Santa Messa e parte la processione in diretta su Telecolor. Tra acqua che si disperde, acqua che non arriva e la crescente preoccupazione nel settore agricolo, l'emergenza idrica resta uno dei capitoli più delicati di questa calda estate. A Giardini Naxos, nel Messinese, il caso di una perdita d'acqua da 2 anni e nessuno interviene. Pasta alla norma, arancini e cannoli, i piatti preferiti dai turisti, ma gli abbinamenti non sempre convincono. Agli inglesi piace il cappuccino con la cipollina. La medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. Nino Pizzolato torna nella sua sala Paruta. Ad accoglierlo il sindaco, cittadini e la banda musicale. Il 28 agosto si replica con una grande festa in onore dell'atleta. Il Catania svela le nuove maglie, mentre il gruppo si concentra sul Crotone, prossimo avversario in Coppa domenica. Pronte novità di mercato. Bentrovati. Una inchiesta interna dell'ASP di Palermo, parallela all'eventuale inchiesta della Procura per stabilire eventuali profili di responsabilità nella morte di una donna di 66 anni che è avvenuta nell'ospedale di Partinico. Anche l'azienda sanitaria provinciale di Palermo vuole vederci chiaro dopo la denuncia presentata ai carabinieri dal marito appunto della vittima. Sentiamo Manlio Viola. Una inchiesta interna sulle procedure seguite in ospedale a Partinico e sulle cure praticate ad una donna di 66 anni morta in circostanze che secondo la famiglia devono essere chiarite. L'ha annunciata l'ASP di Palermo. L'azienda sanitaria provinciale comunica l'avvio di accertamenti sul decesso al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico di una paziente affetta da una gravissima patologia, si legge in una nota ufficiale, per la quale era stata ricoverata nelle settimane immediatamente precedenti in altre strutture. E poi conferma che, dopo la denuncia del coniuge, è stato disposto il sequestro della salma. A presentare denuncia ai carabinieri per la morte della moglie di 66 anni era stato il marito, un uomo di 69. La donna era una malata oncologica, ma secondo la denuncia il decesso sarebbe avvenuto per un errore commesso dai medici. Adesso anche l'azienda sanitaria vuole vederci chiaro ed ha avviato un'indagine conoscitiva per valutare eventuali profili di responsabilità. Nei giorni scorsi un'altra inchiesta era stata aperta invece dalla Procura di Patti nel Messinese su un altro presunto caso di malasanità, ovvero la morte di un'altra donna, in quel caso di 62 anni, che secondo la denuncia presentata anche in quel caso dal marito sarebbe deceduta dopo essere stata dimessa dall'ospedale a causa di un blocco intestinale scambiato per indigestione. A Balestrate, nel Palermitano, una turista francese di 19 anni ha denunciato di aver subito delle molestie in spiaggia nella notte di Ferragosto. Identificato un ragazzo di 27 anni, Giusy Lazzara. Notte di Ferragosto da incubo per una turista 19enne francese in spiaggia con gli amici a Balestrate nel Palermitano, che ha denunciato ai carabinieri di aver subito molestie sessuali. È stata la stessa 19enne a raccontare quanto accaduto. Nel corso della serata avrebbe conosciuto un giovane 27enne che si è unito alla compagnia di amici palermitani attorno al falò. Una lunga notte di festa fino a quando i due giovani si sarebbero appartati in un tratto di spiaggia isolato e sarebbero rimasti a parlare. D'un tratto però il 27enne l'avrebbe aggredita e molestata. La francese a quel punto avrebbe urlato e, visibilmente scossa, sarebbe riuscita a fuggire e a richiamare l'attenzione degli amici. La ragazza, che si trovava in Sicilia per le vacanze, ha indicato ai carabinieri di Partinico l'identità dell'aggressore. Il giovane così è stato rintracciato, portato in caserma e interrogato per diverse ore. Al momento
momento non ci sono provvedimenti nei suoi confronti. I militari hanno ascoltato anche gli amici della stessa comitiva della giovane vittima per ricostruire quello che era accaduto. A soccorrere la turista francese i sanitari del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale. I medici del civico di Partinico hanno sottoposto ai controlli la 19enne per verificare le condizioni e hanno poi informato gli investigatori. Un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato in ospedale a Palermo, forse per aver ingerito hashish. Il bambino aveva trascorso la nottata di Ferragosto assieme ai genitori, poco più che ventenni. Il sospetto è che il piccolo appunto abbia ingerito senza rendersi conto un pezzo di hashish o della marijuana trovati in giro. A Pozzallo, nel siracusano, mancano i medici. La denuncia è del primo cittadino Roberto Ammatuna. Decine di turisti nella giornata di oggi, dice il primo cittadino, si sono presentati anche per banali patologie o per una semplice prescrizione alla PTE e alla guardia medica. Non era presente nemmeno l'ombra di un medico. Molti di loro non sapevano a chi rivolgersi e sono stati costretti a recarsi al pronto soccorso di Modica, intasandolo ulteriormente. Questa è una sanità da terzo mondo, prosegue il sindaco appunto che punta il dito contro gli amministratori dell'azienda sanitaria provinciale. E ancora per la cronaca, un ghanese di 46 anni è stato trovato morto in casa in via Pietro Mignosi nel quartiere Ballarò di Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto l'abitazione, i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. Le indagini sono condotte dai carabinieri, il medico legale ha eseguito l'esame sul corpo dell'uomo, non ci sarebbero però segnali di violenza. La procura ha disposto adesso l'autopsia. E adesso cambiamo argomento. È pieno di gratitudine il primo messaggio dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, in convalescenza dopo l'intervento al cuore per un infarto al miocardio. Ho sentito la vicinanza del Signore e della comunità ecclesiale e civile, ha detto. Sentiamo. Nel suo stile diretto e profondo, l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, affida i suoi primi pensieri dopo l'operazione per l'infarto al miocardio a chi soffre per la malattia. Dal letto della clinica Morgagni, ora in convalescenza, in un messaggio scrive: «In questi giorni il Signore mi ha fatto scoprire un mondo di persone, i malati, che seppur solo apparentemente invisibili, si sentono parte di una comunità ecclesiale e civile. Ma non poteva mancare un accorato pensiero alle celebrazioni agatine. Alla vigilia della festa estiva di Sant'Agata offro questi miei giorni di forzato riposo per la Chiesa di Catania per la pace nel mondo». A quasi una settimana dall'intervento cardiaco, Monsignor Renna ringrazia anche chi lo ha soccorso e curato, chi gli è stato vicino con preghiere e messaggi. Esprime gratitudine poiché in questi giorni di degenza ospedaliera e di isolamento ha sentito la vicinanza del Signore e l'affetto della comunità ecclesiale e civile. Un accenno poi alla Chiesa catanese. Grazie alla corresponsabilità che si è messa in moto in diocesi, dice ancora Monsignor Renna, ho potuto esprimere anche che la vita ecclesiale non ha subito traumi. E allora parliamo di Sant'Agata perché Catania riabbraccia la sua santa, infatti entrano nel vivo le celebrazioni estive. Questa mattina è stato esposto il velo, nel pomeriggio è stato portato invece in processione, ma il clou dei festeggiamenti naturalmente è atteso per domani con l'apertura del sacello, la Santa Messa e la processione che verrà seguita in diretta su Telecolor. Tonino De Mana. Catania riabbraccia la sua patrona, entra nel vivo la festa di Sant'Agata d'estate con le celebrazioni dell'898esimo anniversario della traslazione delle reliquie della martire catanese. Già in mattinata a partire dalle 7:30 è esposto il velo di Sant'Agata a cui sono attribuiti tanti miracoli, uno di questi l'aver fermato la lava durante una delle eruzioni dell'Etna. Ma l'evento clou è in programma domani, giorno in cui ricorre l'anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Agata da Costantinopoli. Alle 8 il busto
busto reliquiario sarà esposto in cattedrale. A partire dalle 7:50 Telecolor trasmetterà in diretta l'apertura del sacello e l'esposizione del busto. Durante il giorno i fedeli potranno assistere alle diverse celebrazioni eucaristiche, confessarsi e baciare le reliquie. Alle 19 è prevista la messa solenne che sarà trasmessa su Telecolor, diretta a partire dalle 18:50. A presiederla, al posto dell'arcivescovo Renna, convalescente al Centro Cuore Morgagni di Pedara, sarà il vicario generale dell'arcidiocesi, padre Vincenzo Branchina. Dopo la Santa Messa seguirà la processione attorno alla cattedrale per poi rientrare e darsi appuntamento a febbraio per un nuovo e suggestivo incontro tra Agata e la sua gente. Tra acqua che si disperde, acqua che non arriva e poi c'è anche la preoccupazione nel settore agricolo, l'emergenza idrica è uno dei capitoli più delicati di questa calda estate. Sentiamo Francesco Triolo. In una Sicilia alle prese con la siccità ed una gravissima crisi idrica accade che acqua potabile venga persa lasciata scorrere giorno e notte in strada per la rottura di un tubo che da quasi 2 anni non viene riparato. A raccontarlo sono abitanti, turisti e commercianti di Giardini Naxos in provincia di Messina, una delle località balneari più popolari della Sicilia orientale. Nei pressi e le superfici del depuratore la cittadina dal manto stradale sgorgano rivoli di acque chiare che si riversano in abbondanza sulla strada, dove peraltro passano numerosi pedoni e tante auto. Una situazione segnalata più volte e la risposta è sempre la stessa: la rete è vecchia, appena possibile interverremo. Sono passati quasi 2 anni e nulla. Intanto a Caltanissetta, una delle città più colpite dalla crisi idrica, 5 consiglieri di opposizione hanno avviato un banchetto per raccogliere firme e chiedere un'equa distribuzione dell'acqua. In alcune zone della città infatti non arriva acqua da quasi 2 mesi e in altre scorre fino a 48 ore di fila, una distribuzione totalmente iniqua sulla quale i cittadini non riescono a darsi alcuna spiegazione. In poche ore, tra quelle online e quelle al banchetto, sono state raccolte circa 400 firme e la crisi idrica preoccupa soprattutto gli operatori del settore agricolo. Legacoop Agroalimentare calcola in 4 miliardi di euro andati in fumo nelle regioni del sud e quasi 33.000 posti di lavoro persi solo nel primo trimestre del 2024. In Sicilia allevatori e agricoltori sono allo stremo delle forze e devono fare i conti con una crisi strutturale che rischia di far collassare un comparto che un tempo era trainante per l'intera isola, ma che oggi registra il 70% di perdite nella produzione cerealicola e oltre il 45% nelle coltivazioni arboree. Un incendio è divampato nell'isola ecologica di Montemaggiore Belsito nel Palermitano. Le fiamme hanno avvolto diversi metri cubi di spazzatura e hanno minacciato alcuni mezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Adesso invece parliamo della cenere vulcanica, dell'incubo cenere. Il governatore Schifani si dice pronto a chiedere lo stato di emergenza a Roma. Intanto a Catania, ripresa a pieno regime la raccolta della sabbia vulcanica, corsa contro il tempo per ripulire il centro storico. Torna anche operativo l'aeroporto, ma sulla gestione dello scalo interviene Fratelli d'Italia che annuncia un'interrogazione parlamentare. L'ENAV però dice non c'è nessun problema di gestione. Sentiamo. Dopo l'ennesimo scherzetto dell'Etna che ha riversato altre tonnellate di cenere lavica, è ripresa a pieno regime la raccolta per liberare le strade dalla sabbia nera, come l'umore di gran parte dei catanesi costretti a vivere con l'emergenza. Si chiede a gran voce lo stato di calamità naturale. La spruzzata nera di Ferragosto ha paralizzato l'aeroporto Fontanarossa, riaperto solo ieri alle 18 e ora operativo seppur con qualche disagio. Sulla vicenda è intervenuto il vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Manlio Messina. La questione della cenere dell'Etna non dovrebbe essere considerata un'emergenza ma una normalità e come tale va trattata. Nei prossimi giorni, ha detto, interrogherò il ministro delle infrastrutture, l'ENAV e l'ENAC per capire se ci siano carenze nella gestione dello scalo. Parvenza di normalità invece nel centro storico, già ripulito ieri, specie in piazza Duomo in via Etnea, e spazzatrici in azione dalle 4 alle 10 del mattino. Il video che vedete documenta le operazioni di pulizia in piazza Santa Maria di Gesù. Operativi centri di raccolta allestiti a Picanello, aperto da lunedì a
sabato dalle 9 alle 13 e davanti all'Istituto Carlo Gemellaro di Corso Indipendenza dalle 10 alle 17 tutti i giorni, esclusa la domenica. Gema, come deciso in sinergia con il sindaco Tarantino e la direzione ecologia del comune, avvierà anche la raccolta porta a porta dei sacchetti di cenere nelle giornate di mercoledì 21 e 28 agosto, 4 e 11 settembre. Dal 18 al 24 agosto invece è stato predisposto un piano straordinario di spazzamento in centro. La raccomandazione è di rispettare i divieti di sosta per consentire la corretta e completa pulizia delle strade. Pasta alla norma, arancini e cannoli sono i piatti preferiti dai turisti, ma spesso gli abbinamenti che fanno non sono quelli giusti e non convincono. Per esempio gli inglesi prendono cipolline e cappuccino. Simona Mazzone. Caponata, arancini, cannoli siciliani e la granita con brioche rigorosamente col tuppo. Ogni turista che arriva a Catania tra gli appunti di viaggio tiene la lista delle specialità tipiche da assaporare e sul podio resta sempre lei, la regina dei primi, la pasta alla norma. Vivo a Monza dal 62. E lei quando viene a Catania il primo piatto tipico che assaggia qual è? Pasta alla norma. A Catania resiste la tavola calda, unica nel suo genere, anche se si prova ormai ad esportarla un po' ovunque, ma senza lo stesso risultato. Ieri abbiamo mangiato l'arancino, era buonissimo, l'ho assaggiato sempre l'arancino a Roma, era molto diverso di gusto. Immancabile l'assaggio dai paesi etnei in giù di una calda pizza siciliana rigorosamente fritta. Sono della provincia di Reggio Emilia. Meglio il cappelletto o la siciliana? Ma è una gara dura da dire, comunque la siciliana è buonissima. Tra i souvenir ogni turista che si rispetti porta a casa quel paio di chili in più accumulati tra una colazione e un piatto tipico dispensatore di calorie. I gusti sono gusti, si sa, alcuni del tutto personali e piuttosto bizzarri. Ai tedeschi piace molto la sarda beccafico. Gli americani? Gli americani sono più per la tavola calda, l'arancino. E gli inglesi? Gli inglesi, il loro forte è cipollina e cappuccino. E dopo un pranzo succulento che non ci spaventa nemmeno con i 40 gradi di agosto, mai rinunciare ad un cannolo digestivo, tanto per completare il pasto. It's good? It's very good, thank you. Il stop al grande caldo in tutta Italia, sono in arrivo temporali e un calo termico di 6-8 gradi. Fino a sabato però ancora caldo intenso e afa con picchi fino a 40 gradi. Poi a partire da domenica l'estate subirà il primo vero break con l'arrivo di temporali anche violenti che porteranno un generale ricambio d'aria. A seguire, dicono gli esperti, dovrebbe tornare una generale stabilità atmosferica con un caldo decisamente più accettabile. E adesso invece parliamo della medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi. Nino Pizzolato, che è tornato questa mattina nella sua sala Paruta, accolto dal sindaco e da tutta l'intera città. Ad accoglierlo bandiere tricolore, la banda musicale, ma il 28 di agosto si replica con un'altra grande festa di piazza in onore dell'atleta. Laura Spanò. Grande festa stamane a Sala Paruta, piccolo centro nel cuore del Belice, nel Trapanese, per l'arrivo del medagliato olimpico di sollevamento pesi Nino Pizzolato. L'atleta, 27 anni, nato a Sala Paruta, ha conquistato la medaglia di bronzo ai recenti Giochi di Parigi negli 84 kg di sollevamento pesi. Ad accoglierlo il sindaco Michele Saitta, gli assessori, il presidente del Consiglio e 200 cittadini. Tra la folla anche papà Giacomo, la mamma Franca Gucciardi e il fratello Fabio. Il corso di Sala Paruta che conduce in piazza Mercato è stato per l'occasione allestito con le bandiere tricolore, mentre la banda cittadina ha intonato l'inno nazionale all'arrivo del campione di pesi. Pizzolato è legatissimo alla città belicina che gli ha dato i natali e con la quale vive quasi in simbiosi. Quando lui ha vinto a Parigi, a Sala Paruta, il sindaco aveva messo a disposizione di tutti i cittadini un maxi schermo per dare la possibilità di seguire la diretta e alla fine tutto il paese ha esultato. Con la medaglia al collo e visibilmente emozionato ha sottolineato che la vittoria di Parigi è motivo di orgoglio per tutti. Alla fine, dice, sono tornato a casa con una medaglia che vale tanto. Soddisfatto e orgoglioso anche il sindaco Michele Saitta, che da sempre segue le sorti di Pizzolato. Pizzolato si fermerà in vacanza a Sala Paruta fino al 1 di settembre, mentre il comune ha organizzato per il 28 agosto un'altra festa in piazza per brindare col campione.
Noi facciamo una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con il Catania che presenta la nuova maglia della stagione 2024-2025 e poi le ultime del calciomercato. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso il calcio con il Catania che presenta la nuova maglia per la stagione 2024-2025. Domenica esordio casalingo per i rossazzurri in Coppa Italia DC con il Crotone, ma c'è anche tanta attesa per il Trapani che gioca domani con il Monopoli. Ci dice tutto Marco Carli. Le nuove maglie del Catania, nuovo kit, stessa passione e poi l'altro slogan, i dettagli fanno la differenza, così si legge sui social del club. Dettagli che serviranno, anzi saranno decisivi per la fase determinante del mercato e già a partire da domenica con il Crotone per la prima di Coppa Italia DC. La coppa detenuta dai rossazzurri, il cui simbolo tricolore campeggia sulle divise indossate da ragazze della femminile e ragazzi dell'Under 19. Nella prima maglia tra le strisce rosse e azzurre, righe nere richiamano l'essenza lavica che torna prepotente nella terza, rigorosamente total black. Tornando al campo, quello col Crotone, l'esordio davanti al proprio pubblico dei rossazzurri, il pubblico che come sempre fa notare il proprio sostegno anche per la vendita dei biglietti, 6.000 staccati nella mattinata di venerdì. Curiosità dunque attorno ai nuovi arrivi in casa Catania che scenderanno in campo per la prima volta, visto che non sono stati schierati nella partita con la Carrarese per i motivi arcinoti. Faggiano intento a sfoltire, novità in tal senso a stretto giro, così come a modellare la squadra con i nuovi arrivi. Montalto è un nome dato molto vicino per l'attacco in cui si parla anche di Gomez, altro nome caldo, Merolo Finotto, De Rossi a centrocampo è un altro obiettivo. L'attesa è tanta anche a Trapani, una ventina di acquisti per una società che non nasconde le proprie ambizioni, giocatori come Lescano, Canutè e Seculin scaldano la piazza e c'è tanta voglia di vederli all'opera. Sabato contro il Monopoli al Provinciale la prima opportunità per la squadra di Torrisi per esibirsi davanti al proprio pubblico. Coppa Italia anche per i Granata che hanno giocato pure il primo turno in cui hanno eliminato la Cavese. Dal mercato arriveranno altri 3 colpi, 2 in difesa, un esterno e un centrale e un'ala offensiva. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie come sempre per averci seguito. Da parte mia una buona serata a tutti voi.